Buonasera, bentrovati all'appuntamento del martedì. Il sindaco risponde dalle 19:30 alle 20:30. Vi ricordo, tra le altre cose, che da questa puntata la trasmissione viene registrata un paio d'ore prima, quindi non in diretta. Quindi lo ripeterò anche in questa puntata: se gentilmente durante la settimana mandate dei messaggi, perché le telefonate in diretta non potranno essere fatte, al 345 334 1171 durante la settimana, noi alla puntata successiva ovviamente chiederemo al sindaco e leggeremo i vostri messaggi. Oppure potete mandare anche nell'email che tra poco la regia metterà in onda. Il sindaco risponde, eccola qui, il sindaco risponde @gruppotv7.com. Quindi ripeto, le telefonate in diretta non si possono fare perché la trasmissione è registrata un paio d'ore prima, però potete mandare i messaggi che verranno letti la puntata successiva al 345 334 1171, oppure mandare le email a il sindaco risponde @gruppotv7.com. Mi raccomando, fatelo durante la settimana. Buonasera signor sindaco, grazie di essere con noi. Buonasera, grazie a voi. Allora, so che è una giornata impegnativa, molto impegnativa. La prima notizia però, che è una notizia molto importante, ovviamente riguarda l'infiltrazione mafiose, perché cerco di raccontare l'episodio. A pediatria ci sono i lavori che sono stati da un'azienda che era stata incaricata in subappalto ed è stata data un'impresa legata al clan Grande Aracri o Aracri di Cutro. E quindi ovviamente questi soldi PNR fanno gola a tutti e fanno gola anche alla mafia, e la mafia, visto le tante opere che si stanno facendo in tutta Italia, però noi trattiamo ovviamente in questo caso Padova, ovviamente entra anche qui in maniera importante. Sì, devo innanzitutto ringraziare il prefetto e le forze dell'ordine per l'azione che fanno. Ricordo che noi assieme sia all'università che all'azienda ospedaliera a suo tempo abbiamo firmato il patto della legalità, per cui qualsiasi opera che noi facciamo viene inoltrata alla prefettura che fa l'indagine. Oggi può essere una buona notizia e una cattiva notizia. È una cattiva notizia perché ci sono infiltrazioni mafiose. Buona notizia perché vuol dire che il sistema funziona. Vuol dire che i indagini che fa la forza dell'ordine e la prefettura sono molto importanti e molto valide. Ovviamente le infiltrazioni sono pericolose perché vi ricordo che sono tantissime risorse del PNRR. Tipo il comune di Padova 500 milioni, se non sbaglio la provincia ha 50 milioni di euro per le scuole, piuttosto che l'università ha 160 milioni, sono una marea di risorse economiche. È chiaro che fanno gola, per cui va da sé che è importante il controllo che fa la prefettura, il prefetto con le forze dell'ordine, e ci fa stare tranquilli per evitare infiltrazioni mafiose. Per cui grazie alle forze dell'ordine, grazie al prefetto, perché il lavoro che fanno è importante. Nel contesto di oggi, quando ho parlato del prefetto, non è che venga fermato pediatria, assolutamente. L'azienda che è stata fermata non è stata l'azienda che ha vinto la gara, ma una subappaltatrice con un valore relativo, anche perché se non ricordo male, di 400.000 euro di lavori, che in questo caso deve fare o fa l'impresa che ha vinto l'appalto o trova un'altra azienda entro 30 giorni, per cui non c'è nessun blocco della pediatria, va avanti tranquillamente. I tempi, l'ha confermato oggi il direttore dell'azienda ospedaliera, dottor Daben, non succede niente nel senso dei tempi. Importante che abbiano trovato queste infiltrazioni, è negativo, però a un certo punto è positivo perché vuol dire che il sistema funziona. No, ma è vero, però c'è anche la possibilità che anche in tanti altri lavori, Trump compreso, ci sono molti lavori con molti soldi sul piatto della bilancia che possono far gola alla mafia, insomma, e quindi come farete a controllare tutti i soldi che riceverete dal PNR in modo tale che non entri nessuna di queste organizzazioni mafiose? È la prefettura che controlla, noi facciamo i controlli dovuti, noi come l'università piuttosto che la provincia, noi facciamo quello che dobbiamo fare. Quando abbiamo risolto in termini tecnici i nostri controlli, passa tutta la prefettura, che ovviamente può fare indagini diverse ovviamente rispetto alle nostre, per cui è a loro che va
il nostro applauso, la nostra riconoscenza, e loro fanno indagini, ovviamente, noi riusciamo fino a un certo livello, poi come dice il prefetto oggi scavano loro. No, però l'importante, mi scusi Sindaco, non ci sia il pericolo che poi questi lavori, se la prefettura, chi per esso controlla e all'interno ci sono delle organizzazioni mafiose, non blocchi i lavori. Infatti non è stato bloccato. No, dico, questa è l'unica... È chiaro che con tutte queste risorse che il pericolo c'è, però oggi ha dimostrato il prefetto e le forze dell'ordine che il sistema funziona, questo è ancora importante. Certo. L'altro episodio è accaduto ieri sera, lei tra l'altro è subito accorso tra Ponte Quattro Martiri e la Madonna Peregrina, dove un condominio di 12 famiglie si è abbassato il garage, insomma, di mezzo metro. Si vocifera che potrebbe essere ovviamente anche per la mancanza d'acqua, per le falde acquali, insomma, i tecnici sono riusciti a capire il motivo? No, sono andato ieri sera, ovviamente Vigili del Fuoco hanno sgomberato 12 famiglie, di conseguenza era mio dovere interessarmi, anche se sono andato a vedere anche vicino a casa, Ponte Quattro Martiri. Ringrazio i Vigili del Fuoco, i nostri polizie locali, tutti i dirigenti nostri, l'edilizia privata. Sì, faceva una certa impressione vedere questo garage con la macchina, la parte posteriore affondata in 1,5 metri. Le motivazioni non si sanno, stanno facendo indagini sotto l'aspetto tecnico, capire perché, anche perché è importante, queste 12 famiglie sono andate probabilmente da parenti, da amici, non lo so, però dovrebbero ritornare a casa, però devono tornare a casa in sicurezza. La motivazione non lo sa nessuno, stanno facendo le prove e capiremo il perché. Supponiamo il caso che non possono tornare a casa, dove vanno a vivere queste famiglie? Sindaco, il comune può dare una mano? È un'abitazione privata, non è un'abitazione pubblica. Ho capito, però sono cittadini padovani. Ho capito il concetto che fa, per un evento del genere c'è la possibilità che il comune dia un contributo, una mano? No. No, non c'è nessuna possibilità, il privato deve arrangiarsi da solo. Tutta l'assistenza, ad esempio c'era una signora che è in difficoltà sotto l'aspetto motorio, siamo intervenuti, anzi devo dire grazie a Croce Verde perché ha dato una mano a trasportare la persona che aveva problemi motori, per cui l'ha portata a Lira, via Beato Pellegrino, ma è un aiuto temporaneo, cioè è ovvio temporaneo, non si possono usare risorse pubbliche per i privati. No, pensavo che per solidarietà, se 12 famiglie vanno in difficoltà per un problema... No, a parte che non abbiamo appartamenti, non abbiamo case, non abbiamo niente, per cui... Senta, ieri, cambio tema, ieri era in Prato della Valle dove avete presentato 15 nuovi autobus diesel 6, quindi con minore inquinamento, aspettando quelli che arriveranno elettrici, e quindi anche da questo punto di vista mi sembra ci sia la volontà di sostituire gli autobus obsoleti. Questi faranno parte per la provincia, la zona provincia, mi sembra di aver capito. Sì, questi 15 autobus nuovi, Euro 6, sono per extra urbano, non per Padova. Erano già previsti in termini di tempi, per cui Bus Italia ha ottemperato il suo impegno. Arriveranno anche entro luglio altri da decina elettrici, ed è buona occasione per ricordare che sono due cose diverse, il tram e gli autobus elettrici. Allora, il tram hanno una capacità di portata sotto l'aspetto passeggeri che è più del doppio dell'autobus elettrico, per cui sono due cose nettamente diverse. Ricordo che tra poco cominceranno anche i lavori, i primi cantieri per quanto riguarda il SIR 3, per cui cominciano i lavori, sarà qualche disagio ovviamente, però questo porterà a completare entro marzo-aprile 2026 tutte e due le linee SIR 2 e SIR 3, che vuol dire portare 20 milioni di persone all'anno in più, non in più, in questo mezzo di trasporto, che vuol dire che cambierà anche l'aspetto di Padova sotto l'aspetto mobilità, sotto tanti aspetti, inquinamento, andrà veramente una cosa importante sotto tutti gli aspetti. Cambierà viabilità di Padova. Oltre, ecco qui vediamo gli autobus nuovi, molto belli,
e porteranno, e questo è rivolto verso l'extraurbano, cambierà Padova completamente, un po' alla volta arriveranno tutti i mezzi nuovi. Sappiamo tutti che c'è anche un problema in corso per con Bussi Italia. Perché? Perché attualmente Bussi Italia come azienda perde soldi. Di conseguenza stiamo ragionando assieme a loro, in collaborazione, per trovare un sistema per risolvere il problema. Ragioniamo con gli avvocati, ma non perché stiamo litigando, perché dobbiamo trovare gli aspetti sotto l'aspetto giuridico, perché è una gara. Non è che le gare si possono cambiare oggi per domani, bisogna ottemperare le gare. Però è cambiato il mondo dopo ovviamente il Covid e tutte le aziende stanno soffrendo, in particolare aziende di trasporto pubblico. Molte aziende hanno cambiato, ad esempio Milano ha portato il biglietto a 2,20 €, non sto dicendo che cambieremo il valore del biglietto, sto dicendo che sarà in qualche maniera bisogna trovare la sistemazione perché non può perdere sempre un'azienda, anche se il socio è un socio importante che si chiama Ferrovie dello Stato. Bisogna riprendere un attimo e non sarà facile, ci vorrà qualche settimana. Leggevo oggi sul giornale dell'amministratore delegato di Bussi Italia che nelle dichiarazioni ha detto prima dobbiamo chiedere soldi alla regione perché la regione è la competenza del trasporto pubblico e quindi chiederemo più soldi alla regione e poi ha detto cercheremo anche di accontentare non so in che modo, di poter accontentare sotto l'aspetto economico gli autisti perché ovviamente c'è difficoltà per reperirli. Allora nelle dichiarazioni che ha letto l'amministratore delegato ha detto cercheremo di fare anche questo tipo di operazione. Lei ne sa qualcosa in tal senso? No, hanno assunto delle persone, se non sbaglio 35, la patente va circa 6 mesi ad essere abilitati a guidare. Sono risorse importanti perché spesso e volentieri mancavano anche gli autisti in questo contesto, per cui c'è. Ma poi ho letto che cambieranno anche i percorsi tutto questo da decidere, da definire, non è stato definito assolutamente nulla. Certamente bisognerà vedere qualcosa, ma nessuno ha definito cosa si farà. Però senta, lei ha fatto una bella dichiarazione, mi sembra di averla ieri, sempre sui giornali, dove ha detto il tram toglierà 10 milioni di auto dalla strada, no? Credo di aver capito, mi corregga se non sono numeri esatti. E questo vorrebbe dire che anche già da oggi anche gli autobus potrebbero togliere, se ci sono dei parcheggi scambiatori o di tant'altro, molte automobili dalla città, visto che ormai diventa quasi difficilissimo attraversarla. Non ho detto quante auto, forse l'ha detto qualche altro. Forse qualcun altro, però ha detto 10 milioni più o meno. So che porterà 20 milioni di persone all'anno, questo sono abbastanza certo, non so quante auto. Chiaramente ha un impatto importantissimo nella viabilità. Infatti la cosa importante è che siamo fissati sia Bussi Italia sia l'ente di governo che è formato da comune e provincia è dire il trasporto locale è importantissimo, bisogna in qualche maniera risolverlo. Perché vuol dire che i ragazzi non possono andare a scuola, piuttosto uno può andare a lavorare, è un impatto terrificante sotto l'aspetto sociale, specialmente per le fasce deboli, per cui bisogna trovare il sistema. Non lo sappiamo esattamente, non credo sia una cosa facile, però penso che qualche settimana trovano la soluzione. Mi auguro, spero, perché è molto complicato, molto difficile. Ecco, per quanto riguarda l'assunzione di nuovi autisti nell'aumento che faceva riferimento all'amministratore delegato, c'è questa possibilità che lei ne ha conoscenza? 35 persone, ho detto prima. No, ma oltre a queste ha detto che bisognerà assumere degli altri e aumentare soprattutto lo stipendio. Purtroppo gli autisti lamentano sotto l'aspetto economico una risorsa economica molto importante, per cui fanno fatica a trovare le persone. Però sento che si stanno impegnando a trovare risorse, per trovare risorse che hanno la patente pubblica, e questo è il problema. E se stanno impegnando, la patente proprio in 35 persone sono un innesto molto importante, però se ne trovano anche delle altre, ben venga insomma. Da domani inizia l'abbattimento della tribuna della Piani, ci sono state un po' di proteste. Qualcuno ha detto lasciamo una campata, però non si può lasciare la campata. Lei ha cercato di spiegare agli ex giocatori del Padova che avevano fatto la pubblicità sui social per quanto riguarda la Piani, che comunque rimane la Piani. Vuole aggiungere qualcos'altro di quello già detto la settimana scorsa? No, faccio fatica a capire. La gradinata è una bruttura,
basta vedere passando, oltre ad essere una bruttura, è anche il rischio crollo, per cui in continuazione facciamo altro che recintare il manufatto perché è pericoloso. Io penso che siamo riusciti nessuno vuole abbattere la piana, assolutamente va valorizzato al massimo, per cui quello che stiamo facendo è riportare la gradinata come era 40 anni fa, per cui il terreno è innervato, fatto una bella cosa sotto l'aspetto estetico, vuol dire anche, c'è anche qua. Vuol dire anche far sì che sia gradevole sotto l'aspetto estetico, vuol dire valorizzare il verde, vuol dire aprire il canale per la Ricorno, vuol dire fare una passeggiata sotto, vuol dire fare una pista ciclabile per collegare Prato alla Valle. Faccio fatica, io capisco l'affetto della piana, sono passato anni all'interno, però è veramente brutto, non è pensabile di rigenerare la curva. La tribuna costa un sacco di soldi perché sta crollando. Uno cosa dice abbattiamo però per ricostruire o consolidiamo, cioè faccio fatica a comprendere queste cose. Proprio essendo anche un tifoso, ci sono stato tanti anni, lo prettiamo come era. Io ho parlato con qualche giocatore, ho conservato i rapporti, non ho capito la domanda, pensavo fosse abbattuto la piana. No, è battuta la gradinata, è rifatta come l'altra gradinata è molto bella, viene fatto la stessa cosa, piacevole, per cui non la stessa cosa, no, è la stessa cosa, stessa altezza intendevo, più o meno, viene palesata, per me è una cosa positiva, faccio fatica a capire le polemiche, per carità, ognuno ha le sue idee. Domani dovrebbero iniziare i lavori, credo. Sì, in questi giorni insomma, e ci vorranno 2 o 3 settimane per abbatterla, dopo bisogna recintare, dopo bisogna bonificare il terreno, dopo bisogna portare a terra, deve assestarsi, dopo va fatta messa a norma, dopo va fatto i bagni pubblici, dopo va soppinato i locali, finirà tutto entro marzo 2024. Se va bene, secondo me è bella. Attualmente, tutti i renderi sono belli, sindaco. Ma questo è quello che verrà fatto, per cui faccio fatica. Vabbè, staremo a vedere se... ognuno ha le sue idee, per carità, siamo in democrazia, per cui ognuno può esprimere le sue idee, ma ci mancherebbe questo. Io penso di interpretare al meglio quello che bisogna fare, perché la cosa più facile è non fare niente. Quando non fai niente va tutto bene. E spesso volentieri bisogna scontrarsi con abitudini, ideali diversi, logiche, per carità. Certo. Senta, vado in pubblicità, poi visto che abbiamo parlato della Piani, alla rientro della pubblicità non posso non parlare dell'attuale situazione del calcio Padova, vista la situazione che si è venuta a creare con probabili acquirenti, quindi le chiederò ovviamente se lei sa qualcosa in più di quello che sappiamo noi. A tra poco.